Minacce di morte, botte e umiliazioni continue per anni nei confronti dei genitori. Dopo l'ennesima lite, i carabinieri di Mira hanno arrestato il figlio adottivo 27enne della coppia che ormai era arrivata allo stremo. La situazione era diventata insostenibile per loro con le minacce che erano all'ordine del giorno. Centinaia gli episodi accertati dai carabinieri. Nell'ultima occasione, oltre alle percosse, il giovane ha dato in escandescenze, mettendo sottosopra e danneggiando l'abitazione. Oltre ai calci e ai pugni, il 27enne distruggeva anche tutto quello che si trovava davanti. Dai mobili alle porte, dai pensili della cucina alle vetrate, ma anche piatti, bicchieri, televisioni e computer. Tutti episodi che si verificavano dopo cospicue richieste di denaro per lo più per acquistare stupefacente. Ma erano le continue violenze a rendere insostenibile la convivenza. Picchiati, tanto da ritrovarsi a più riprese col viso tumefatto, i genitori venivano minacciati, spesso con coltelli da cucina. Un'escalation di violenza e di continue richieste di soldi fino ad arrivare ai furti in casa. Per la coppia era diventato un incubo. Aveva rubato anche oro per rivenderlo, comprese le fede nuziali, tanto da costringere i genitori adottivi a cambiare la serratura della porta della camera da letto, per paura che il figlio li potesse uccidere di notte. Ora il ragazzo arrestato è stato condotto nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia.